Ciao a tutti, volete aiuole belle, sane, con delle ottime fioriture? C'è la possibilità, con pochi semplici passaggi. Oggi ho chiamato il mio amico Diego della GeoGreen per farci spiegare da un punto di vista della concimazione cosa possiamo fare. Per avere delle aiuole sane, con pochi problemi, delle siepi, delle corsie di rosa, delle bordure, i momenti fondamentali dell'anno sono la primavera e l'autunno per effettuare la concimazione. Alla ripresa vegetativa noi facciamo la nostra bella pulizia del terreno. Se riusciamo a smuoverlo leggermente, perché sotto le siepi, in mezzo alle aiuole è sempre un po' difficile, quindi con una forca vanga andiamo a leggermente a fare quella smossa del terreno che permette il passaggio dei nutrienti. Qual è il concime fondamentale? Io consiglio sempre di dare 2 kg ogni 100 metri quadri di sostanza organica, Humifitos, che va diciamo è come un balsamo, un corroborante che noi diamo al nostro terreno, una sostanza organica che è indispensabile. Io dico sempre che è come una spremuta di letame, una cosa che fa bene al nostro terreno, perché sotto le siepi, magari tutte in linea, non è mai l'ambiente ideale per il terreno. Quindi 2 kg di Humifitos ogni 100 metri quadri e utilizziamo il nostro Green 8, che è un concime a lenta cessione col 60% di azoto a lenta cessione, quindi molto lento, ma ci permetterà di avere una pianta verde, rigogliosa, al 2% di ferro all'interno, una bella foglia lucida, una foglia verde, coriacea perché ha molto potassico, questo concime ha molta presenza di potassio all'interno e non andrà a fare non andrà a stimolare la produzione di foglie, ma foglie morbide, foglie che sono facilmente attaccabili dai nostri parassiti. Quindi oltre che per le siepi stiamo parlando anche di aiuole fiorite. Aiuole fiorite perché il potassio sappiamo bene che aumenterà il colore dei nostri fiori e anche aumenterà la quantità di fioritura. Quindi il potassio è fondamentale. Poi la GeoGreen ha tutta la linea Protectum che andrà ad aiutarci per difendere le nostre piante, che siano piante da vaso, che siano piante in aiuola, che siano piante bordure, aiuole fiorite. Consiglio di dare sempre della sostanza organica liquida, che è subito disponibile, e un concime organo minerale a lenta cessione con la metilenurea come il Green 8, con un'abbondante presenza di ferro e molto potassio, che renderà le nostre piante resistenti e fiorite e sane. La concimazione delle aiuole e delle siepi è importante farla bene. Si fa fondamentalmente solo 2 volte all'anno, è sufficiente. Si fa bene nel periodo marzo-aprile, quindi col movimento del terreno e l'emissione di concimi liquidi e granulari, e poi si ripete dopo l'estate, si ripete a settembre, quando praticamente c'è una seconda primavera, quando il clima diventa più mite, non è più quel caldo afoso torrido, e la pianta andrà a finire l'anno in bellezza, quindi dobbiamo nutrirla. Non dimentichiamoci di farlo in autunno, perché se facciamo bene in autunno noi la ritroveremo in salute in primavera e partirà più velocemente. Allora abbiamo capito come comportarci con le aiuole e le siepi. A questo punto ringraziamo Diego e a tutti buona concimazione. Ciao a tutti.